Riva Ligure estate 2026, la stagione calda non si è ancora conclusa, ma si è già in tempi di bilanci. Siamo qui con l'assessore al turismo e manifestazioni di Riva, nonché vice sindaco Francesco Benza, al quale chiediamo questo primo bilancio della stagione che ha visto ancora una volta Riva grande protagonista con tutta una serie di manifestazioni e di eventi che hanno attirato persone da tutta la provincia come minimo. Sì, grazie. Intanto un saluto a tutti gli amici di Riviera TV. È stata un'estate veramente calda perché siamo partiti dal 1° di agosto e oggi, questa sera è il 21 e non ci siamo mai fermati un attimo. Ogni sera un evento, dagli eventi culturali agli eventi musicali a spettacoli teatrali come questa sera, grandi eventi come quello della Shari Band, eventi culturali di primissimo rilievo, penso alle ospitate della rassegna culturale Salenzucca, penso al professor Orsini, penso a Alessandro Di Battista, Bruno Gambarotta, diciamo ospiti di livello nazionale e un altro ospite molto importante che era fuori dalla rassegna Salenzucca ma sempre all'interno dei nostri appuntamenti culturali, il generale Roberto Vannacci, che è venuto a Riva Ligure in un paese di 2800 abitanti, quindi veramente un grande successo, la piazza piena, un successo incredibile di pubblico. Ecco, poi c'è stata un'altra serata grandiosa, direi che è quella che vi sta caratterizzando un po' perché è l'unico evento in Liguria dedicato al wrestling e dove abbiamo visto addirittura degli ex campioni del mondo, se non proprio ancora in carica, comunque gente fortissima, di altissimo livello, tuttora a livello europeo, fra i migliori e non solo in Europa. Sì, è stata la 9ª edizione del wrestling a Riva Ligure, un evento che abbiamo in esclusiva regionale, quindi avviene solo a Riva Ligure d'estate, in tutta la Liguria. È un evento che il pubblico è abituato a vedere in TV e non dal vivo, in special modo gratuitamente, perché noi offriamo tutti i nostri eventi gratis per il pubblico, quindi non c'erano biglietti da pagare. Atleti di primissimo livello, abbiamo assistito a dei combattimenti, chiamiamoli così, veramente interessanti e tutto il pubblico, c'era la piazza piena anche in quell'occasione, veramente entusiasta, quindi grande successo anche in quella occasione. Ecco Assessore, è difficile compilare un calendario manifestazioni e cercando anche di accontentare un po' tutte le esigenze degli spettatori eventuali ad ognuno degli eventi? Non è un compito semplice, è un compito che oramai io assolvo da 13 anni perché questa è la mia 13ª stagione, quindi diciamo che ho fatto un po' di esperienza sul campo e ci siamo migliorati anno dopo anno. Bene, si conclude l'estate, ma si può già prevedere qualcosa in futuro, che ne so, in autunno, in inverno, poi fra poco avete quest'altra grande manifestazione, grande evento, soprattutto per la vostra comunità, ma più in là, diciamo da qui alla fine dell'anno, avete già in programma qualcosa, c'è qualcosa in pentola oppure ci dovete ancora pensare? Allora, ci stiamo lavorando, come sai allora il 22 settembre ci sarà il Consiglio Comunale solenne in piazza in occasione dei festeggiamenti patronali di San Maurizio Martire e ovviamente ci sarà sicuramente degli eventi natalizi, le luminarie, garantiremo sicuramente la presenza delle luminarie come oramai facciamo da tantissimi anni e come si suol dire è brutto spoilerare quello che sarà di qui a qualche mese, però ci sono delle idee interessanti in campo. Quindi a Riva Ligure non ci si ferma mai, estate, inverno, autunno, primavera, tutte le stagioni sono buone per fare festa, per organizzare eventi, per ritrovarsi, fare cultura, spettacolo, eccetera. Grazie Benza. Grazie a voi e grazie a tutti gli amici di Riviera dei Fiori TV.